nostri che siamo mucciati, ma è solo per rispetto e non per vero amore. Gli uomini che sono tanto bravi. Vinnello spagnoletto, la Giulia lo chapeau, la moglie militari, e cento cose, vanno di carità, di già sta l'igienica, la vergine non ci sta. Dicia, accattami una cosa. Ehi, giù Italia, ossia non è una rosa, e sto capiti di vitelli condannata, e manco a 16 anni, tu pace maritata. Chiù via, e io così partire, lasciare sto paese è cosa di impazzire. Hai sempre di ricchi zoccoli di Ciglia, e caro che sto bene, che dopo mi rivedi. Vinnello spagnoletti, la Giulia lo chapeau, la moglie militari, e cento cose, vanno di carità, mi sta la vicinità, la vergine non ci sta. Rosa tu, perché non mentirai, rosa tu, un cavo parli mai, rosa tu, si sull'ando lui, sei un aiuti tu, per chi creo signori. Vorria, Seconda canzone, Arriti, sempre di Belfiore. Non abbiamo il secondo microfono. No. No, ma si sente? Si sente. Sentite tutti, no? Ok. La chitarra si sente bene? Sì. Scendi a chiare, scendi a chiare,
giorno che si ferma sta bandiera, ma cerco avere vita ogni giorno. Scrissi da occhio un viso astuta tutto, un grappo grosso fuoco di luto. I nostri due artisti ritorneranno senz'altro nella scena, quindi li lasciamo momentaneamente e chiamiamo Raffaele Messina. Eccolo qui. Allora, prima voglio fare una canzone che ha la struttura della canzone siciliana per antonomasia, è la canzone, la metrica con rime alterne e che riguarda la bellezza della donna e in questo canto però vi è la ricorrenza del numero 3, dei multipli di 3, che è tipico della canzone siciliana perché rappresentava la Trinità. Quindi questo Si intitola? Quando nascesti tu. Perfetto. Sono 4 ottave perse da Giuseppe Pitre, dalla raccolta di canti popolari. Quando nascisti tu sti già utenti, terra caro ciancini santi, vennero lì cirretti lurienti, portando cosi d'oreti brillanti, c'era correvolato prestamenti, da nulla nova prenda anni vanti, perciò di topi gizi suppotenti, avino vanni di chi sogni amanti. Quando nascisti tu sfumigiadoro, lancili di un cielo salli caro, di mille puti de tessuti solo, nuovi torci d'argento t'aggiumare. Tu sulla ciba stai a mezzo loro, mezzo ristinge chi c'è un castaro, e quando stormi su capiggio d'oro, la notte fai parire giorno chiaro. Quando li topi gizi si scoprero, picciotte e grandi si maravigliaro, tremò la terra e l'arvoli giurero, tutti i monti un chiaro addimentarono, tutti in giù un già fosso calero, le parti dell'inferno si sfermarono, le morti in sepoltura ridiscero, i topi gizi la resuscitarono. Un fonti Vigno, cadono le pitture d'ogni regno, per dipingerti a capiggio bianco, alla tua casa ci sei pute vegno, fiuli topi ci sei mi confono, quando nasciste tu ci malo inferno, nasci la bella di tutto l'uomo.
40 anni che sono, mi sono postato. Cantare nella casa di Rosa è qualcosa di... La seconda canzone qual è? La colora. Perfetto. Lo risentiremo più tardi. Ora chiamiamo una poetessa, la signora Angela Riina. Prego. Pittia Rosa. E come posso io, che un saccio, come si cammina a scausa, scrivere Pittia? Io non saccio so cosa significa una vita pane e patire la fame. Io che quando sento tua voce, le canzoni, divento un'incanita, un mecone, un lenticchio d'oro. Io catingio mezzo allo frumento, che va con turitia. Tu, mica, con la facciuzza, i capelli imperucchiati, gli occhiuzzi che ne sono, e di manuzzi,
d'età, sulle pulite avevano appettinate, invece rivolti le spighe per mangiare. Sfaldata, spinata, appetittata, lo saccone niente di mangiare, manca una bottiglietta di pane di tia Rosa. Che posso scrivere per tia che foste tu un copecchio di tutti i italiani, il tuo sole, il tuo frate, le spade, le case vaste. Apprezzavi tutti uguali la sorte tua disgraziata. E come una gran femminuna non ti traste marelato. Sono ricadine, infamità, da galera senza pietà, ma pure loro impuntaste e cavuccio il tuo cuore risuscitasse. Sì, Rosa, a grande Rosa, tu facesti parte della storia e se oggi veni nominata sì, Rosa, a grande Rosa, tu facesti parte della storia e se oggi viene nominato un nome tuo sono cappello e l'inchino da fare. Ah, prima io che ti stai a montuare. Vengono. Posso fare sedere qua? Volevo solo dire le cose nel verso che ho scritto per Rosa. Rosa è femmina di terra, siciliana, come me, io pure, figlia di terra, di questa terra meravigliosa. Ho sempre avuto così un forte legame con Rosa, anche diciamo forse perché siamo donne forti, donne che combattiamo tutti i giorni per avere un po' di spazio in questo mondo. Quando scrivo che Rosa era mezzo frumento, mi ci sono vista tante volte io, perché figlia di allevatori ho conosciuto la terra sempre e da piccolina. E non oso immaginare cosa lei provasse a piedi scalzi in quel campo di grano. Io con le scarpe, con i pantaloni lunghi, facevo a volte fatica. Immagino lei a piedi scalzi. Io magari ci giocavo in mezzo al grano, lei invece andava per un pezzo di pane. Sappiamo che il pane è sempre difficile da conquistare e per lei è stato molto di più. Sono molto onorata di questa serata qui. Vengo da lontano, vengo da Corleone e questo legame con Licata e Rosa ormai fa parte di me. Grazie. L'immagine della poesia, Rosa in mezzo al grano. Grazie. Si vede? Grazie. Aspetta, No, meglio così. Sono un po' emozionato a parlare qui nel paese di Rosa, anche perché nei pochi anni che abbiamo avuto amicizia con Rosa Balistreri. Non ti vedono le persone, un po', poi magari ti sposti, poi va bene. Lei aveva un grande dolore che ogni tanto ci esprimeva, noi che la frequentavamo per un certo numero di anni, che lei non aveva amici di Licata, aveva amici a Palermo, aveva amici nella provincia di Agrigento, aveva amici a Firenze, aveva amici dappertutto, ma non aveva amici a Licata. E non è un caso che i pochi superstiti che l'abbiamo conosciuta personalmente non siamo di Licata, infatti. Vi racconto la storia di come è nata questa amicizia. Io ero un docente di scuola superiore e insegnavo a Ribera, dove c'era un altro mio amico che si chiama Peppe Filippone e un altro amico ancora, Nino Polizzi. Io avevo cominciato a comprare dischi di Rosa fin da subito dopo il matrimonio, che è stato nel 74, 50 anni fa. Qui si parla di decenni, contiamo il tempo a decenni.
Peppe Filippone era insegnante di inglese in quella scuola e mi aveva detto che aveva conosciuto Rosa Balistreri 3 anni prima. Sto parlando del 1982, quindi poi l'avevo conosciuta nel 79. Peppe Filippone era ed è una persona dal cuore enorme. Rosa Balistreri era una persona dal cuore enorme e tutti e due hanno fatto un'amicizia che si è protratta per alcuni anni. Una bellissima sera di settembre del 1982, Peppe Filippone, che oltre ad essere docente era anche funzionario, diciamo, attivista del Partito Comunista Calamonaci, ha organizzato allora la festa dell'unità, non so se esiste ancora, e ha invitato Rosa Balistreri. Rosa Balistreri veniva spesso invitata alle feste dell'unità, non solo a Calamonaci, un po' dappertutto, perché lei rappresentava un'idea di quelli che soffrono, di quelli che lottano, e chi più di lei poteva rappresentare questa situazione umana? E quindi veniva invitata spesso alle feste dell'unità, e quella sera fu invitata a Calamonaci, che è un paesino vicino a Ribera dove noi insegnavamo. Naturalmente fu la grande occasione per me di andarla a incontrare, perché già la conoscevo avendo comprato tutti i suoi dischi, e quindi fu un'emozione sentirla cantare anche davanti a un pubblico non molto numeroso, perché il paese di Calamonaci è molto piccolo. E in quella bellissima sera di settembre lei cantò le sue canzoni in pubblico e alla fine, quando era già verso le 10:30, alle 11 di sera, ci fu presentata da Peppe, a me e all'altro nostro collega, professore di lettere, Nino Polizzi. Fu un'amicizia che si intrecciò fra noi tre e durò alcuni anni. Rosa da quel momento venne più spesso sia a Calamonaci che a Ribera e fu quasi sempre ospite della casa di Nino Polizzi. Adesso vi faccio vedere qualche foto. Ecco, questa è una foto fatta proprio quella sera, del 1982, è una foto fatta dal mio amico Peppe Filippone. Come vai avanti? No, con questo, così. Sì. Questa sono io quando avevo i capelli, e quelli che avevo erano neri. Poi Peppe Filippone era, oltre che docente, oltre che essere attivista del PC, allora, era anche presidente del Radio Torre Ribera, che era una radio che poi fu anche televisione locale, e quindi lui invitava spesso Rosa a Ribera anche per farla cantare e trasmetterla in televisione. Questo è il frontespizio della mia pagina Facebook. Io un paio di cose che vi racconterò, di aneddoti riguardanti la vita di Rosa, li potete trovare scritti anche lì, naturalmente bisogna scorrere e andare a cercare uno per uno. Lì ci sono tutti gli aneddoti che io, diciamo, sono stato in grado di raccogliere sia per mezzo di Peppe, che era l'unione fra Rosa e la provincia di Agrigento, almeno in quegli anni. Questa è, ecco, poi quando lei finì di cantare verso le 10:30 alle 11 di sera, era ovviamente stanca, perché era lei sola, non è che c'erano intermezzi, quindi la sua voce all'aperto risuonava. Però lei fu così contenta di aver conosciuto queste due nuove persone, che eravamo io e Nino Polizzi con le nostre rispettive mogli, mia moglie è qui presente, ed è anche lì quella fotografia, quella signora di fronte, e Peppe, questo con i baffi, Peppe Filippone, a casa di Peppe Filippone. Rosa fu così felice di averci conosciuto e di sentire di essere apprezzata, che andando a casa di Peppe alle 11 di sera ricominciò a cantare per noi. Fu una serata stupenda, molto ma molto bella. Andiamo avanti? La freccia sotto. Ecco, quel ragazzino che vedete là in fondo è lo stesso signore che poco fa nel primo filmato vedevate camminare con il vestito scuro e la camicia bianca. E chi è? Questo è il nipote figlio di Rosa Balistreri. Perché lo chiamo nipote figlio? Rosa Balistreri ha avuto una sola figlia che si chiama Angela. Questa figlia ha avuto a sua volta 3 figli.
Questo è il primo maschio. Però siccome la figlia di Rosa Balestreri, Angela, per motivi che io non so, comunque non hanno importanza, non poteva seguire questo bambino, per cui la nonna, Rosa, lo prese con sé, lo adottò, diciamo così, però non l'ha adottato legalmente, le è stato affidato, in affidamento, quindi non diventò mai figlio suo, però lui la chiamava mamma e lei era ben felice. E voleva anche farlo cantare, insomma, voleva avviarlo, anche con Angela ha fatto lo stesso tentativo, perché lei, il cuore grande, voleva insomma condividere i suoi successi, tra virgolette, diciamo, anche con sua figlia e suo nipote figlio. Allora, questo è il divano in cui a casa di Nino Polizzi è quel signore sulla destra, era un signore di Ispica che però si era trasferito a Ribera, al centro Peppe Filippone, e quest'altro qui sono io. Questo divano è quello su cui Rosa Balestreri sempre si esercitava, e vi racconto a proposito un piccolo aneddoto che riguarda la sua presenza e i suoi esercizi a casa di Nino Polizzi. Rosa Balestreri, molti di voi lo sapete, non era pratica né nello scrivere e neanche nel leggere, per cui le canzoni le aveva tutte a memoria, e non è una cosa facile, attenzione. Che quando sei sul palco e stai cantando e ti stanno accompagnando, la canzone deve andare avanti, non è che ti puoi fermare. E allora un giorno lei era a casa di Nino Polizzi, dormiva anche lì, attenzione, lei stava diversi giorni, non è che veniva così e poi se ne andava, perché venendo da Palermo ovviamente stava diversi giorni, o a casa di Petto o a casa di Nino, però nel periodo che siamo stati amici tutti e tre, lei andava più a casa di Nino, loro avevano la famiglia, quindi noi eravamo sposini allora, non eravamo molto attrezzati per poter ospitare lei e suo figlio, erano 2 persone, qualche volta veniva anche con la mamma, erano 3 persone, qualche volta anche con il cagnolino, erano 3 persone e un cagnolino. Andiamo avanti. Ah, ecco, vi stavo raccontando l'aneddota. Su quel divano lì, Rosa, una volta io, siccome dovevamo pranzare insieme, però era un giorno di scuola, Rosa era già in casa ovviamente perché lei non aveva impegni, e io uscendo da scuola sono andato direttamente lì, a casa di Nino Polizzi, dove dovevamo pranzare tutti insieme. Sono stato il primo ad arrivare, diciamo, oltre ai padroni di casa e a Rosa, e ho visto che Rosa cantava, e io stupidamente, però non ci ho pensato in quel momento, dico a Rosa, ti piace veramente tanto cantare? Dico, tu canti sempre. E lei mi disse, mi spotizzò, dice, io dice canto per passare nelle canzoni, perché se no me li scordo e faccio mala figura. Questa è la sua risposta. Perché lei non poteva fare come i cantanti di oggi che hanno il leggio davanti e leggono speditamente, lei non era in grado di leggere speditamente, quindi le canzoni le doveva memorizzare, poi ovviamente doveva memorizzare anche gli accordi, ma soprattutto le parole, e quando un concerto dura 2 ore e di parole ce ne sono da ricordare, anche se tu le canti spesso, perché poi diciamo il corpus di canti siciliani è talmente vasto che lei non cantava sempre le stesse, e poi anche se sei abituato a cantarle devi leggerle da qualche parte, se no rischia di dimenticarti. Andiamo avanti. Questa è la casa di Nino Polizzi, un momento conviviale, mia moglie, la moglie di Nino, Maria, la figlia di Nino, Rosa e Nino. Avanti. Questa è una volta in cui Che buona! sì, Maria aveva fatto le tagliatelle con ragù e Rosa era ben felice. Una volta addirittura lei volle pure partecipare, venendo da Palermo per una di queste, diciamo, ospitate, lei volle portare una pietanza e portò il baccalà alla ghiotta, che era buonissimo, come lo portò già nella pentola, e fu una grande esperienza. Questo è Rosa a Santo Stefano di Quisquina con Peppe e un altro cantante di Santo Stefano, si chiama Gines. Qui è Peppe con altri amici, Toto Castelli, che è un giornalista che ancora oggi anche lui stesso canta le canzoni di Rosa, viene invitato di qua e di là, e qui a Radio Torre Rosa con Peppe che fa finta di suonare perché lui non la sapeva suonare la chitarra.
Questo qui è la casa di Peppe Filippone. Andiamo avanti ancora. Questa chitarra è rosa? No, questa chitarra non era di Rosa, però il ricordo che sto raccontando è legato a una chitarra. Rosa era talmente generosa che con Peppe, che poi era così, anche lui la dava il cuore, non ci fu mai un rapporto, diciamo, di innamoramento, era proprio amicizia purissima tra i due. Peppe lo ospitava, non era neanche sposato, però lo è neanche oggi. Peppe lo ospitava perché viveva con la mamma e con la sorella, e erano loro che davano ospitalità a Rosa. E Rosa era talmente generosa che qualche volta gli diceva: beh, te la regalo io questa chitarra, non ti preoccupare. Oppure veniva con una macchina da scrivere, perché lei non aveva pratica a scrivere a mano, veniva con una macchina da scrivere monumentale, di quelle meccaniche tipo anni 30, anni 40, e scriveva le sue cose, perché malgrado tutto Rosa ha fatto dei passi da gigante nella scrittura, sia della musica che delle parole. Era anche una poetessa. Considerando da dove veniva, veramente ha fatto degli enormi passi da gigante. E quindi allora, adesso vi racconto l'ultimo interessante aneddoto riguardante Rosa e Peppe. Dici, ma probabilmente non interessa a voi tutto questo, però questa è la vita di Rosa, è stata così. Lei ha avuto amicizia di qua e di là, e sapere qualcosa di queste cose che non sono scritte da nessuna parte, né sul giornale né su libri, penso che possa essere interessante per una serata così. Allora, questo che adesso stavo partendo è un concerto a Villafranca Sicola, che è a 20 minuti d'auto da Calamonaci. Cos'era successo? Abbiamo avuto un'amicizia abbastanza stretta, diciamo, ci siamo frequentati abbastanza con Rosa per 4 anni, dal 1982 al 1985, 82, 83, 84, 85. Nell'86 Rosa, come tutti gli artisti, aveva amicizie di qua e di là, insomma, non frequentò più la nostra zona, anzi, un po' peggio, la frequentò, ma anche se veniva a Ribera frequentava altri personaggi, sempre nel mondo della musica, ma non si faceva sentire da noi. Noi lo sapevamo che lei veniva perché la persona che lei andava a visitare lo conoscevamo. E la cosa un pochino ci ferì, perché sia Nino Polizzi con sua moglie Maria, sia Peppe Filippone avevano offerto una ospitalità sempre piena di cuore a Rosa. Quindi ci sembrava strano, non è che niente di che, lo sapevamo che gli artisti ovviamente hanno bisogno anche di allargare la loro cerchio di amicizie. Poi ho capito il perché, in quel momento non l'ho capito, poi ho capito il perché, ve lo dirò fra poco. Allora, a un certo punto Peppe ha saputo che Rosa stava venendo a Villafranca a fare un concerto una sera d'estate. Peppe, per non essere invadente, è andato a sentire il concerto, ma non si è avvicinato a lei, perché visto che lei si era allontanata, Peppe si mise in fondo alla piazza in cui lei stava cantando per ascoltare il concerto, perché le voleva sempre bene ugualmente, malgrado questo. Andiamo avanti un attimo? C'è la musica. È solo la collega Drone, che è un maestro, io mi scuso, Tobi Alacari, che è un maestro di violino e chitarra. Signore, godetevela tutta, perché questa serata è dedicata alla musica popolare siciliana e Rosa Palestrina naturalmente è il caposaldo della musica siciliana. Un bel applauso a Rosa e vi introduco con Rosa Palestrina. Rosa cominciava tutti i suoi concerti con questa musica, noi la interrompiamo qui e io concludo, diciamo, la storia. Allora, perché è importante questo momento qui? Importante, diciamo, sempre. Vabbè, niente, lo sentiamo, poi ve lo dico.
cosa c'è di importante in questa storia? Peppe quindi va a vedere questo concerto e Rosa non lo sa. Sì. Peppe va a vedere questo concerto all'insaputa di Rosa. Lei però, mentre canta, lo vede lontano. E succede una cosa di cui purtroppo non abbiamo la testimonianza filmata. A un certo punto Rosa interrompe il concerto e scende, lo faceva spesso anche in altri concerti, scendeva e fumava la sigaretta perché lei fumava. Allora, da che era sul palcoscenico scende, Peppe non la vede più perché era allo stesso livello di tutto il pubblico. Mentre Peppe aspettava che lei riprendesse a cantare, improvvisamente vede allargarsi la persona davanti a sé e arriva Rosa, si inginocchia davanti a lui in maniera del tutto plateale: Peppe perdonami, Peppe perdonami. E Peppe naturalmente la fa alzare e quella fu l'ultima volta che loro due si videro. Quindi l'amicizia, diciamo, che vi sto raccontando è durata 4 anni, è stata intensa, è stata molto bella e purtroppo 4 anni dopo Rosa non c'era più. Questa è, diciamo, la testimonianza mia ma anche del mio amico Peppe Filippone, che purtroppo è ammalato e non è potuto venire, mentre Nino Polizzi non c'è più da tanti anni. Quindi dei 3 ce n'è, uno non c'è più, uno è malato e l'altro sono io ancora. Bene, grazie. Questa è la piazza dove aveva cantato Rosa, il palco era dove c'era quello in mezzo giallo, il palco era situato lì e Pecca ha voluto essere fotografato pochi anni fa, quando Rosa non c'era più, nello stesso posto in cui si trovava lui e dove Rosa è andata a inginocchiarsi davanti a lui. E allora ora canto di Lu Giornataro. Esatto. Questa è la storia di Lu Giornataro, travaglia solo per non pane amaro, coscoro cala ecco, scoro se leva, solo ne a faccia scava e cancino padrone e comandante, poi ornatare un cancia mai niente e cancino padrone e comandante, poi ornatare un cancia mai niente e spunta all'arba sempre stesso sole, amara da giornata che non cade, non ti aiuta e non ti sostiene, sotto non cade tu, mori di fame. E cancino padrone e comandante, poi ornatare un cancia mai niente, e cancino padrone e comandante, poi ornatare un cancia mai niente. Questa è la storia di Lu Giornataro, travaglia solo per non pane amaro. Grazie caro Peppino, ci hai fatto ritornare un po' negli anni passati, proprio quando la musica non era... Questo è quello che ha fatto anche Rosa. Sì, precisamente. Questo che dico. Ok, grazie. Ora, altre 2 canzoni della Putia, tu conta storie. Lo mutto antico.
la seconda canzone. Quando mi mangi mi fici battiare come una zita, mi posi impasciare, la sua ricchezza era solo un giuvello, a me lasciavo un pezzuccio di cielo. Pane e cipolla con fatto contenti, che sto è lo piatto di la mettenti, solo alle feste si mangia la carne, di uno buco cresceva con l'anni. Tanti cristiani sotto il mondo con la fatica stringendo a fronte ad aspettare la terra promessa, sempre un barrino che dici la messa. Terra scordata di Dio e di santi, solo ci resta che gioca piangi tutta la vita, sempre aspettare, aspetta sempre, conveni mai. Gira sta ruota, gira sto mondo, arrivi in cielo, arresta il mondo, che sorti amara, restare solo, senza poter mangiare troppo. Quando mi mangi mi dici battiare come una zita, mi posi infasciare, la sua ricchezza era solo un giuvello, a me lasciavo un pezzuccio di cielo. Gira sta ruota, gira sto mondo, arrivi in cielo, arresta il mondo, che sorti amara, restare solo, senza poter mangiare troppo. Che sorti amara, restare solo, senza poter mangiare troppo.